Si è avvalso della facoltà di non rispondere Giovanni Padovan, il 91enne accusato di aver imbracciato domenica mattina a Silea il suo fucile e di aver sparato al genero Paolo Tamai, sembra al termine dell'ennesima lite tra i due. Questa mattina alle 11:30 nella casa circondariale Santa Bona l'udienza di convalida alla presenza dell'avvocato di Padovan, Michele Visentin, arrivato per primo per parlare con il suo assistito, ancora sotto shock, riporta il legale. È stata poi la volta del PM Davide Romanelli e del giudice per le indagini preliminari Angelo Mascolo, il primo a lasciare il carcere mezz'ora più tardi. Arresto convalidato, il 91enne resta al momento in carcere nel padiglione sanitario visto l'età avanzata. L'avvocato Visentin aveva chiesto una misura meno afflittiva come quella dei domiciliari, rigettata però dal GIP. Nel frattempo il legale sta valutando se chiedere una perizia psichiatrica. L'accusa contestata è omicidio volontario aggravato dai futili e abietti motivi. Da quanto emerso nelle indagini sembra che tra genero e suocero i rapporti non fossero più buoni da molti anni. Anche domenica mattina, stando al racconto dei vicini, ci sarebbe stata una discussione, si parla di un vociare tra i due qualche minuto dopo lo sparo. Al momento non sono chiari quali siano questi motivi, ma trapela che si possa trattare di questioni legate a rapporti di vicinato. Una situazione tesa che andava avanti da una ventina d'anni, come aveva spiegato il sindaco di Silea Rossella Cendrone, tra i primi a giungere domenica sul luogo della tragedia. Era una situazione già da tempo compromessa di rapporti familiari. Il vicinato probabilmente sarà stata una delle cause, qualche incompatibilità, insomma. Intanto è stata dimessa la moglie di Tamai, nonché figlia di Padovan, che era stata ricoverata in ospedale per un malore avvertito subito dopo il dramma. La donna nelle prossime ore potrebbe essere ascoltata dagli inquirenti. Questa mattina, infine, è stato conferito l'incarico al medico legale, dottor Furlanetto, per eseguire l'autopsia sul corpo di Paolo Tamai, che verrà eseguita domani alle 9.